Amici e amiche di Veneto Spettacoli di Mistero, la Proloco di Chioggia e la città di Chioggia vi danno il benvenuto. Chioggia è una cittadina posizionata all'estremo sud della laguna di Venezia. È una città piena di storia, di arte, di cultura e di mistero. Sono infatti tanti i racconti e le leggende popolari che riguardano alcuni luoghi del nostro centro storico e che vengono pertanto avvolti da un'atmosfera, definiamola magica, a volte anche misteriosa. La Proloco di Chioggia, in occasione del festival, propone una serie di interventi a puntate, ispirati alla passeggiata notturna più volte riproposta nelle ultime edizioni del festival, denominata Chioggia e le streghe. Il titolo sembra un po' inquietante, trova la sua spiegazione però sul fatto che spesso questi racconti narrano di vicende e situazioni il cui mistero e la sua natura irrazionale vengono intese spesso come l'opera di malie, di fattucchiere e di presunte streghe. Se poi inseriamo il tutto in un periodo storico, quello dell'Inquisizione, dove la caccia alle streghe era all'ordine del giorno, la leggenda è presto fatta. Ci troviamo nella zona di Calle Cipolla, localizzata nell'area a sud-ovest del centro storico, area densamente popolata nel passato, soprattutto da pescatori, e famosa per i suoi portici e per un'immagine votiva che la caratterizza. Queste zone venivano scelte per la vicinanza all'acqua e soprattutto per il facile accesso al suburbio, cioè la zona suburbana, e anche perché qui si concentrava l'attività dei cordai, cioè i canevini, a cui venivano, dai quali veniva rifornita la materia prima. E praticamente le donne usualmente se ne stavano sulle porte di casa dentro questi campielli a creare manualmente le reti da pesca che sarebbero poi servite ai loro mariti. Ma affinché le reti da pesca durassero più a lungo c'era bisogno della cosiddetta intenta, cioè un trattamento che serviva in qualche modo a proteggere e a rendere più durature queste reti, che venivano immerse in un bagno caldo fumante con l'aggiunta di aghi di pino e di altre erbe aromatiche che avrebbero reso appunto più durature le reti. Però è facile anche spostare il nostro occhio su questa situazione e immaginare quasi si trattasse di un sabba. Quindi vediamo queste donne spesso vestite di scuro armeggiare intorno a dei pentoloni fumanti con il contorno di bambini che giocano in calle, ma anche di gatti che stanno lì a gironzolare. Frusta, mostro d'un gatto, pelo nero, mustaccioni, occhi rossi, fa paura. Ed un gatto ave paura. Giuro il vero, proprio già sera mo trova in cattura. Per cosa? Su in cucina, sono un'ora, requiem eterna, e so un salto in scansia. E il gatto? E il gatto, e attira fuori con le grinfe il ritratto della figlia. Della figlia morta! Maria, ve che fatto? Guardè, ritratto, oggi sbusai. Sì, vedo. Nove conto faloppe, onge de gatto. Mai visto de ste robe? Le fa freddo. Ve la ricordè? Un tocco de fia, bianca, rossa, che sempre la rideva. Per casa tutto un canto, un'allegria, codo stelle de occhi che brileva. Ma niente maridarse, in carnevale, il la dimanda ancora. E la non vuole, la si mutisse, e dopo la sta male. Un male interno, e il cuore che ghediole. Che ghediole indrento, che pare che ponse un stilo. Di per di la vasò, non l'è più quella, senza fiao, senza voce, a filo, come che se distruse una candela. Ah, fantolina! Altro che mal de petto, strigaimela, chissà quanti fatocci. Mi la sentiva notte e dì in quel letto.
Mamma, a me sgraffe, e il gatto nero, Yoci! Gente cattiva, invidie, gelosie. Quel che volè non sarà vero. Intanto la casa sioda, il cuore morto, fie, e per darla così, madre del pianto. Via, non piangé, savè che la sente, la fe stare male, la fe stare. Ave ragione, ma mi lo sempre in mente, una fia sola, e che fia per una madre.